ci apre tutta una serie di finestre in cui forse non avremo neanche il tempo di addentrarci questa sera, però sicuramente questa cosa dei ricordi ci porta a parlare della memoria, che occupa una buona parte nel libro del professor Concinelli. Io credo che tutti quanti ci siamo chiesti un po' dove sta di casa la memoria. C'è un posto in cui alberga la memoria? Che cos'è? Possiamo immaginarcela come uno di quei mobili da farmacista pieni di cassetti, e in ogni cassettino c'è un pezzettino della nostra vita passata, un ricordo, una memoria, o è una cosa diffusa? Ma della memoria ci manca la nozione più importante: dove e come stanno conservati i nostri ricordi. Noi non sappiamo come sono scritti e non sappiamo dove sono scritti. Sappiamo grosso modo che si tratterà della corteccia, probabilmente sarà la corteccia cerebrale, ma un po' tutta, perché se io perdo per un incidente, per un'operazione o per un tumore un pezzo di corteccia, non è che perdo alcuni ricordi, per esempio la botanica, la zoologia o gli amici delle bocce, ricordo peggio un poco tutto. Quindi questo fa pensare ormai da 30 anni che i ricordi siano non in cassetti specifici, magari etichettati, ma siano distribuiti. Se provate a pensare come questo possa essere, viene brividi, pensare che di tutte le cose che io so ce n'è un pezzettino in ciascuna delle mie cellule cerebrali, non so nemmeno immaginare come questo possa succedere. Però sta succedendo a livello della biologia molecolare qualcosa che comincia forse a farci capire che cosa può succedere. Quello che sappiamo di certo, ricavato da questi studi che ho appena citato su questa lumaca di mare Aplisia da Eric Kandel, che per questo ha avuto poi il premio Nobel, da questa lumaca si è imparato, primo, che per immagazzinare un ricordo ci vuole sintesi proteica. La cosa a voi potrà sembrare poco importante, ma è importantissima. Cioè, perché un ricordo venga fissato, bisogna che qualche cellula costruisca proteine nuove. Questa è una novità degli ultimi anni. Bisogna che si accendano 2 o 3 geni che sono gli stessi che si accendono quando la lumaca impara qualche cosa, quando il topo impara qualche cosa, quando il rospo impara qualche cosa, quando l'uomo impara qualche cosa. Quindi qualche cosina abbiamo imparato. Purtroppo, ripeto, sono tante le cose che noi vorremmo sapere. Però alcune le sappiamo, probabilmente le sappiamo da tanto tempo per una serie di esperienze accumulate. Per esempio sappiamo che abbiamo una memoria a breve termine, quella che permette di ricordare i numeri di un telefono mentre lo si fa, o il riporto di un'operazione mentre la si fa. Ormai le operazioni non ne fa più nessuno, ma insomma, diciamo, io appartengo alla generazione in cui ogni tanto si faceva qualche operazione. Naturalmente questi ricordi devono durare poco, perché se io faccio un certo numero di telefono e mi ricordassi le cifre delle telefonate precedenti, succederebbe un cataclisma. Quindi questi ricordi durano qualche secondo. Alcuni di questi, non tutti, ma alcuni di questi poi passano nella memoria a lungo termine. Ecco, sappiamo poco, però sappiamo qual è l'organo cerebrale che media questo passaggio dal breve termine al lungo termine, e si chiama ippocampo. Ippocampo è il cavalluccio marino, in realtà sono 2, una a destra e una a sinistra, perché agli anatomisti di tanto tempo fa quell'organo somigliava appunto a un cavalluccio marino. Esistono persone che hanno avuto un problema all'ippocampo e sanno tutto quello che sapevano fino a quel momento, ma non imparano niente di nuovo. In particolare c'è un ingegnere che è morto un paio d'anni fa, che girava per tutti i laboratori del mondo
una persona abbastanza colta, capace di condurre una conversazione, ma se tu ti alzavi, uscivi e tornavi un minuto dopo, bisognava ricominciare tutto da capo, perché lui non ti riconosceva, non sapeva chi eri, non si ricordava minimamente quello di cui si era parlato. Quindi in tutta questa profonda ignoranza che noi abbiamo, sappiamo però qual è l'organo di questo passaggio. Come pure sappiamo che un altro organo che avrete sentito nominare, forse anche troppo, che si chiama amigdala, che in greco vuol dire mandorla, la quale amigdala conserva la memoria emotiva, cioè i famosi ricordi positivi o negativi di cui ho parlato un attimo fa. Quindi i due mediatori, ma non che conservano loro la memoria, tutto passa da lì, l'ippocampo per le cognizioni, l'amigdala per le emozioni, sono le due grandi strettoie in cui passa il flusso dei nostri ricordi. Come vedete è tanto a raccontare, ma poi è poco, stringi, e quindi sicuramente gli anni che verranno, e se c'è qualche giovane qua mi rivolgo a lui, perché se si occuperà di queste cose avrà l'opportunità di fare lui direttamente o di vivere questa nuova avventura. Tra le cose che c'è da fare prossimamente e che saranno interessantissime c'è proprio uno studio della memoria, nonostante che si parli di memoria da che mondo è monte. Dante parla del libro della memoria, ripigliando l'immagine da Agostino e da Tommaso, ma al di là della metafora del libro della memoria, poi di fatto fino a poco tempo fa non si sapeva assolutamente nulla. Ecco, chi comincia ora, perché se io cominciassi ora, invece di fare il giro pesca della carriera che ho fatto, comincerei direttamente a fare neurobiologia, perché prima o poi, tra le cose che impareremo, ci sarà anche quello di dove e come sono scritti i nostri ricordi. Ecco, professor Boncilleri citava Dante perché lui sicuramente è colto. A me venivano in mente due estremi sempre sulla memoria. Per chi di voi ha bambini piccoli o nipotini, mi viene in mente il film Nemo, in cui ci sono Dory e Nemo che vanno in cerca del piccolo Dory è il papà di Nemo che vanno in cerca appunto di Nemo, e c'è la pesciolina Dory che non si ricorda continuamente con chi sta viaggiando. Questo è l'aspetto comico. Poi invece mi viene in mente un racconto di Borges che, se non sbaglio, si intitola Funes o della memoria, in cui il protagonista è condannato a un destino pazzesco, cioè si ricorda tutto, si ricorda anche i fremiti di ogni singola foglia che vede ondeggiare spinto dal vento. Quindi sono due estremi da non augurare a nessuno, io credo. Tutti noi che verosimilmente stiamo in mezzo, una domanda che io le faccio: perché qualcuno ha una memoria più pronta, più vivace, e qualcun altro, come la sottoscritta per esempio, fa fatica tante volte a ricordarsi cose che dovrebbe avere così, insomma, sulla punta delle dita? Qual è il motivo e se si può in qualche modo allenare questa memoria così un po' riottosa? Ma non lo sa nessuno, non ho nemmeno detto che sia vero, perché il mio motto è che se non te lo ricordi vuol dire che non ti interessa. Mediamente abbiamo tutti abbastanza memoria, c'è qualcuno che è abbastanza scordarello, però io faccio sempre l'esempio di mio fratello, tanto per non parlare d'altri, che quando era piccino e doveva imparare una poesia, tutto il palazzo si imparava la poesia prima di lui, quindi dice questo non c'ha memoria. Poi è cresciuto, fa il medico e si ricorda tutte quelle parolacce, quei nomacci che i medici hanno imparato. Quindi era intanto una questione di maturazione e poi una questione di interesse. Evidentemente di quelle poesie non ne fregava assolutamente nulla. Quindi io penso che c'è certamente qualcuno che ha più memoria, che ha memoria di un tipo diverso. Per esempio io ho molta memoria visiva, qualcuno ce n'ha di meno, ma sono cose poco più che aneddotiche purtroppo, perché non lo sappiamo. Si possono fare esercizi? Beh, l'uomo ha sempre fatto esercizi per la memoria, inventandosi le cose più strane. Per esempio Pico della Mirandola diceva: se ti vuoi ricordare un elenco, vai in un colonnato, oggi un po' più complicato diciamo, e associa ogni parola a una colonna. Io non l'ho mai fatto, non so se funzioni, ma l'uomo si è sempre illuso che esistono tecniche mnemoniche
infatti c'è anche una disciplina che si chiama mnemotecnica. Certo, la memoria si può allenare, ma non si può sconvolgere comunque. Quello che sta emergendo invece in tempi relativamente recenti è che le persone hanno una diversa ampiezza della memoria a breve termine. Chi ce l'ha più ampia, chi ce l'ha più piccola. E sembra, ripeto, sembra che ci possa essere una correlazione fra l'ampiezza della memoria a breve termine e quello che noi chiamiamo intelligenza, che peraltro non è mai stato definito per bene da nessuno. Il che è ragionevole tutto sommato, perché se l'intelligenza è trovare connessioni fra cose diverse, più ne tieni contemporaneamente in mente, meglio è. Comunque quelli che non hanno memoria si ricordino, primo, tanta pazienza, secondo, fatevelo interessare e ve lo ricorderete. Poi c'è però lo stress. Tante volte si dice che lo stress ci mette sotto pressione talmente tanto che ci impedisce di ricordare le cose più semplici. Lei ha pubblicato proprio sull'ultimo numero delle Scienze un articolo sullo stress in cui cita una ricerca dalla quale sembra che sotto stress alcune aree del cervello si, in un certo senso, rimodellano. Si rimodellano in positivo o in negativo? Che cosa succede? Beh, è come la febbre, positiva o negativa? Per uno che vuole camminare e sbanda è negativo, ma nella fisiologia del corpo la febbre ha una precisa funzione. Queste riassociazioni, diciamo, riadattamenti del cervello sotto stress sono molto studiati. Però attenzione, noi chiamiamo stress tutto, si dice quella persona mi stressa, semplicemente mi sta sulle scatole. Lo stress è una cosa seria, cioè per parlare di stress deve essere veramente stress. Stress può essere scrivere una cosa sotto la minaccia di una pistola, quello è stress. Stress può essere cercare di uscire da una nave che affonda, tanto per non fare riferimenti a cose originali. Questo è stress, mentre noi tendiamo a chiamare stress un po' tutto. Lo stress è un modo tutto particolare di funzionare del nostro cervello, il quale rivela in queste circostanze tutta la sua animalità. Diventa pochissimo razionale, diventa pochissimo associativo e diventa veloce. Quindi spesso lo stress reale ci porta a fare associazioni o valutazioni molto approssimate ma veloci. Forse qualcuno di voi conoscerà una rivista scientifica, una delle riviste al top, si chiama Nature. L'anno scorso al Nature ha dedicato una copertina, l'ha intitolata Stress and the City, ricordando ovviamente la famosa serie Sex and the City. Ecco, in questa ricerca presentata su questo numero di Nature si citava il modo diverso in cui i cittadini affrontano lo stress rispetto alla gente che vive in campagna. E la cosa interessante che diceva questo articolo era che da studi di neuroimaging, cioè da studi di, adesso ne parleremo professore, con strumenti, con strumentazioni che permettono di vedere all'interno del cervello mentre il cervello funziona, si è capito che i cittadini affrontano lo stress in una maniera molto più propositiva rispetto a chi vive in campagna. Ecco, io vorrei parlare a questo punto delle tecniche di neuroimaging, che sono anche molto dibattute perché certamente hanno dato un grandissimo contributo allo studio del cervello, però hanno anche i loro lati oscuri. Lei dove fa pendere la bilancia in questo caso, professore? Io sono un ottimista, non ci posso fare nulla, quindi sono un ottimista e un entusiasta, quindi io sono contentissimo di quello che è successo nei passati 30 anni. Certo, queste tecniche bellissime cominciano ad essere sature, hanno dato quello che dovevano dare. Diciamo cosa sono? Sono strumenti diversi, arrivati dal nulla, anzi arrivati dalla fisica, per dire la verità, i quali permettono di guardare dentro il cervello di una persona viva, sana e che compie un'azione. Approfittando di cosa? Di una cosa che se a me l'avessero detto 40 anni fa, avrei detto, ma che stai dicendo? Il nostro cervello è sempre pieno di sangue
e guai quando non lo è, perché le nostre cellule nervose sono affamatissime di zucchero e di tutti gli altri apporti energetici, ma quella zona del cervello che in un determinato momento è più in azione, per esempio io sto parlando, quindi una regione più o meno uguale, la mia tempia sinistra certamente è in superlavoro, ecco lì c'è un po' più di sangue che dalle altre parti. Siccome queste cose si fanno con strumenti computerizzati, questi vedono, visualizzano il sangue, tolgono, cioè sottraggono il valore medio di tutto il cervello e sembra che il sangue sia solo qui, o solo qui, o solo qui. In questa maniera abbiamo imparato una quantità di cose impressionanti. Abbiamo fatto una mappa, anche se superficiale, di molte attività. Sappiamo con che area parliamo, con che area comprendiamo, quando comprendiamo, con che area cerchiamo di decifrare un disegno che non ci sembra chiaro, con che area cerchiamo di pigliare una decisione e via discorrendo. Il problema è che ormai abbiamo una lista, non so, di 300 o 400 possibili attività e la loro localizzazione. Da una parte localizzazione non è spiegazione, è semplicemente localizzazione. Dall'altra penso che ormai abbiamo esaurito il cervello, non c'è più spazio. Quindi mi auguro che da un momento all'altro, o magari è già successo, io non lo so, si faccia un salto qualitativo. Fermo restando tutto quello che è successo fino ad oggi, bisogna inventarsene un'altra. In realtà c'è stato un cambiamento quando si è passati dalla risonanza magnetica alla risonanza magnetica funzionale, però è già passato qualche anno. Si è passato dall'elettroencefalogramma al magnetoencefalogramma. L'ultima novità è la stimolazione transcranica, che è un apparecchio che si accosta alla testa ma non si tocca la testa, con la quale si stimola elettricamente certe parti precise del cervello. Si può far fare a uno una risata, magari mentre sta guardando le foto di un funerale, e allora dici: ma perché hai riso? Dice: lo vedi come buffo? No, perché l'essere umano ti deve spiegare sempre tutto, anche se non c'è nessuna spiegazione. Quindi abbiamo imparato tanto, abbiamo un catalogo praticamente irraccontabile di localizzazioni. Adesso dobbiamo andare più a fondo e mi auguro appunto che qualcuno ci stia pensando, perché se no, se rimaniamo a queste localizzazioni diventa un po' progressivamente sterile, quindi io mi auguro che cominci una nuova fase.